agli incontri di Cultura Alpina Online, un ciclo di appuntamenti organizzati da ASCA, Leggi Montagna, Corto Montagna, assieme al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine. Questo è il terzo incontro che facciamo e in questi incontri ospitiamo docenti universitari ed esperti della montagna friulana che ci parleranno di particolari tematiche relative alle risorse naturali e antropiche della catena alpina orientale. Come le altre volte vi comunico che questa diretta Facebook è registrata, per cui potranno visualizzarla anche coloro che in questo momento non si possono collegare in diretta, e vi invito inoltre a lasciare nei commenti sotto al video eventuali richieste di approfondimento o domande che poi raccoglieremo e proporremo ai relatori, in questo caso al professor Bovolenta, che è il relatore di questa sera. A questo punto passo subito la parola al presidente dell'ASCA, Giovanni Anziuti, per un breve saluto. Buonasera, siamo nuovamente collegati per seguire il terzo dei 4 incontri di cultura alpina. Questi incontri, come è stato detto, sono organizzati dall'ASCA e dal Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine, tramite la collaborazione della professoressa Ivana Bassi, che è docente di politica agraria e di sviluppo rurale. Desidero pertanto ringraziare lei e i suoi colleghi docenti per la disponibilità a partecipare a questi incontri. Grazie anche a Daniela De Prato, che è referente del Geoparco delle Alpi Carniche, e a Mario Di Gallo, alpinista, guida alpina e vicepresidente dell'ASCA. Voglio dire anche in questa occasione che l'ASCA è l'associazione delle sezioni del CAI della Carnia, Canal del Ferro e Valcanale, e le sezioni sono 7: Tarvisio, Pontebba, Moggio Udinese, Tolmezzo, Ravascletto, Forni a Voltri e Forni di Sopra. Questi incontri fanno parte del programma di Leggi Montagna, che è un evento importante e culturale che l'ASCA propone al pubblico da molti anni, con la collaborazione della comunità di montagna della Carnia e del consorzio BIM Tagliamento, e inoltre con il contributo di altri importanti soggetti, fra i quali la Regione Friuli Venezia Giulia. Come abbiamo visto nei precedenti 2 incontri, i temi trattati si riferiscono alla montagna nel suo insieme, dalla struttura fisica alla biodiversità fino ai suoi abitanti, ai quali compete la tutela dell'intero ambiente, auspicabilmente con l'uso delle migliori conoscenze e dei più saggi ed esemplari comportamenti. Stasera, dopo l'intervento del professor Stefano Bovolenta, avremo l'occasione di vedere il documentario di Ivo Pecile e Marco Virgilio con 2 giovani agricoltori al lavoro nel nostro territorio montano. Sento infine di rivolgere un ringraziamento a tutto lo staff di Leggi Montagna, Corto Montagna e in particolare alla direttrice Adriana Stroili. Detto ciò vi saluto e vi auguro buon ascolto e buona visione e passo nuovamente la parola a Veronica. Grazie Presidente Anziutti. E a questo punto passiamo a quello che è il tema dell'appuntamento di questa sera, vale a dire la zootecnia in montagna, e avremo come ospite il professor Stefano Bovolenta, che ringraziamo per aver accettato l'invito e che ora brevemente vi presento. Dunque, il professor Bovolenta, docente di allevamento dei ruminanti e di alpicoltura, è inoltre socio fondatore e presidente della SoZoAlp, la società per lo studio e la valorizzazione dei sistemi zootecnici alpini. Questa sera il professore tratterà il tema della zootecnia di montagna tra importanza storica e nuove valenze. Professore, a lei la parola. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Vediamo se, ecco qui. Sono stato presentato come docente del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Nell'ambito di questo Dipartimento coordino un gruppo di lavoro che è quello di Scienze Animali e Veterinarie, che coinvolge, come si può ben qui vedere nella slide, vari docenti e ricercatori impegnati in programmi di ricerca e nella didattica in questo grande campo, e quindi si va proprio dalla gestione degli allevamenti alla nutrizione, così. Quindi vi invito
a visitare anche quella parte del sito del Dipartimento che parla della nostra sezione, delle attività che svolgiamo. Poi sono stato presentato erroneamente come presidente, sono socio fondatore, sono stato presidente per tanti anni, ma adesso per fortuna mi occupo solo della parte del sito di questa società per lo studio e la valorizzazione dei sistemi zootecnici alpini, della quale vorrei spendere due parole, perché tutto quello che dirò e quindi gran parte del materiale che ho utilizzato l'ho tratto dalle pubblicazioni di questa società che da più di 20 anni, ahimè 21 ormai, propone tutta una serie di articoli, approfondimenti, convegni, così su questo tema. Quindi visitate il sito sozval.it dove troverete varie informazioni, ma in particolare una serie di pubblicazioni che sono i quaderni Sozval, che riprendono e approfondiscono un po' i temi trattati in vari convegni sull'arco alpino. Noi facciamo convegni su tutto l'arco alpino, ormai stiamo ritornando addirittura sui siti precedenti perché ormai abbiamo veramente girato un po' tutte le Alpi e quindi vi presento un po' questi quaderni con argomenti vari, potete vedere, quindi dal benessere animale ai sistemi, ai servizi ecosistemici. Tutti i temi sono trattati in lingua italiana, che ultimamente non è proprio, che è cosa rara proprio, e in forma divulgativa. I soci di questa società non sono solo ricercatori, ma anche tecnici, allevatori, simpatizzanti. Oltre a questi quaderni ci sono una serie di monografie che ritengo piuttosto interessanti. Quindi ecco, ho perso qualche minuto proprio perché ritengo che sia informazione piuttosto importante. Io il mio intervento l'ho un po' diviso in tre sezioni, no? Quindi cerco di stare su un quarto d'ora, 20 minuti in ognuno di questi passaggi. Il primo passaggio è il contesto alpicolturale, ovvero quali sono i sistemi zootecnici alpini che ieri e oggi hanno caratterizzato la nostra montagna. Beh, da un punto di vista storico, diciamo così, ma in parte anche attuale, i sistemi di allevamento erano concepiti al fine di sfruttare le risorse foraggere disponibili, perché il vero tesoro della montagna è il foraggio. E il sistema di allevamento tradizionale, che definiamo transumante, si articola su almeno 3 livelli, come si vede in questa slide. Un primo livello che è quello del fondovalle e dei versanti a quote più basse, che normalmente era utilizzato, e lo è ancora, diciamo, dall'autunno, dai primi freddi alla primavera. E in questi mesi, se parliamo di bovini, ma anche di ovini e di caprini, ma bovini in particolare, questi vengono alimentati con razioni a base di fieno che deriva per lo più dai prati aziendali di fondovalle e diciamo negli ultimi tempi questa alimentazione è anche integrata con vari concentrati proteici e energetici, ma di questo parleremo un po' dopo. Poi c'è un secondo livello che è quello dei versanti e dei pascoli di mezza quota o maggenghi che venivano utilizzati a primavera con i primi caldi quando partiva la vegetazione e quindi diciamo gli animali venivano spostati in quota sfruttando il gradiente vegetazionale. Quindi diciamo che era un passaggio graduale anche di alimentazione per gli animali che per lo più sono ruminanti o comunque erbivori che quindi riuscivano a passare dall'alimentazione secca a base di fieno invernale a quella verde. Ecco, il terzo livello è quello degli alpeggi o delle malghe o delle Alpi, sono chiamati in modo diverso lungo l'arco alpino. Ecco, questi sono pascoli o di origine antropica, se sono sotto la linea del bosco, oppure anche pascoli naturali. Diciamo così, questo sistema, questo modo di allevare gli animali consentiva sostanzialmente di razionalizzare l'uso delle risorse foraggere, perché consentiva di aumentare in buona sostanza i carichi animali a fondovalle
e consentiva di tagliare l'erba dei prati di fondovalle, essiccarla e quindi produrre il fieno per l'alimentazione invernale. E quindi diciamo stiamo parlando sostanzialmente, se parliamo del passato, di un sistema chiuso, perché sostanzialmente il foraggio veniva razionalizzato nel tempo, pienagione dell'erba per un utilizzo durante l'inverno, e nello spazio, quindi sfruttando le diverse quote, il gradiente vegetazionale. Ecco, quindi questa premessa per dire che cosa? Che la malga in realtà è solo un tassello, per quanto possa essere il più suggestivo e negli ultimi decenni anche quello più spendibile in chiave turistica. Tuttavia è solo un tassello di un sistema articolato che aveva come obiettivo appunto l'uso efficace ed efficiente delle risorse foraggere. Quindi se manca la zootecnia di fondovalle, la malga non ha ragione di esistere, e quindi su questo vorrei porre l'attenzione. Quindi che cos'è la malga? Quella che tutti vediamo come turisti, come escursionisti. È una sorta di azienda estiva che comprende un pascolo in quota, le strutture funzionali all'allevamento del bestiame nel periodo estivo, che normalmente è un periodo che dura circa 90 giorni, nelle Alpi orientali da metà giugno a metà settembre, qualcosa in più a quote relativamente basse, e quindi strutture come stalle, casere, recinzioni, invasi, strutture per portare l'acqua nei vari settori del pascolamento, e poi spesso anche strutture e strumenti per la casificazione e la stagionatura dei formaggi che un tempo venivano riportati a valle, ultimamente invece ovviamente l'utilizzo è quello della vendita diretta, evidentemente nella maggior parte dei casi. Qui in basso a sinistra vi propongo alcune delle pubblicazioni in Sozoalp dove la storia dei sistemi zootecnici alpini è ben esposta, e quindi vi invito a scaricare. Dimenticavo di dire che dal sito della Sozoalp si possono scaricare gratuitamente i PDF senza nessuna formalità di tutte queste pubblicazioni che vi cito e vi consiglio. Vabbè, questa è una slide con le 160, in realtà una novantina di unità gestionali, di cui 53 trasformano e casificano il latte in Friuli Venezia Giulia. Ma dicevamo la malga esiste perché esiste l'allevamento e la zootecnia in montagna. Allora volevo darvi, sono troppi questi numeri, ma io vi metto le frecce solo su 3 dati. Volevo darvi qualche numero del settore zootecnico sulle Alpi italiane. Mi scuso per non aver semplificato la tabellina proprio per mancanza purtroppo di tempo. Allora, questa tabellina riporta i risultati dei censimenti dell'agricoltura Istat. Voi sapete che questi censimenti sono realizzati ogni 10 anni, e quindi qua sono riportati gli ultimi 4 censimenti. Il censimento attuale è in corso dal 7 gennaio, quindi non abbiamo ancora i dati, ma volevo farvi vedere che cosa succede nelle Alpi italiane, e tutte le Alpi italiane. I prati e i pascoli in soli 20 anni si sono ridotti del 26-27%, quindi di un quarto, una cifra elevatissima. Se poi andiamo a vedere, adesso qua la freccia forse, se poi andiamo a vedere anche, ci concentriamo solo sui bovini, ma non cambia molto per ovini e caprini. Che cosa succede? Oltre a perdere queste superfici aperte, abbiamo perso negli stessi 20 anni oltre la metà delle aziende che allevavano bovini, e i capi per azienda però sono aumentati notevolmente. Cosa vuol dire? Che non abbiamo perso moltissimi capi, abbiamo perso circa il 20% dei capi bovini. Tuttavia le aziende piccole hanno chiuso a favore di aziende molto più grandi, e il trend, ahimè, non tende a migliorare.
Quindi, diciamo, nelle aziende da latte, le vacche da latte sono aumentate del 76% in 20 anni. Ma andiamo a vedere un po', diciamo così, i dati che ci riguardano, no? Sono le Alpi orientali, ho messo il Friuli, il Veneto e la regione Trentino-Alto Adige, non me le vogliono gli amici delle province autonome, ma esiste anche la regione. Ma vediamo che in Friuli Venezia Giulia siamo proprio la pecora nera delle Alpi orientali, perché perdiamo oltre la metà, anzi oltre il 60% delle aree aperte a prato pascolo nel ventennio 90-2010, perdiamo quasi l'80% delle aziende e aumentiamo in modo considerevole il numero di animali per azienda. Quindi, diciamo, qual è il trend a cui stiamo assistendo? Beh, la montagna alpina oggi è ancora transumanza, è ancora gestione del territorio, tuttavia è molto abbandono, riforestazione o, se volete, rinaturalizzazione, mentre, diciamo, in zootecnia la tendenza è quella della intensivizzazione. Quindi siamo passati dall'allevare molte razze animali che nel tempo, nei secoli, si erano adattate ad utilizzare le risorse locali, venivano allevate in modo diciamo estensivo e quindi diciamo utilizzavano anche prati e pascoli. Oggi l'intensivizzazione ci porta ad avere tutta una serie di situazioni che adesso provo a descrivervi velocemente, non prima però di aver detto che non è che l'intensivizzazione di fatto sia un effetto negativo, no? Io ho figli giovani e ho anche molti studenti e tutti, quando si comincia a parlare di intensivizzazione, cominciano a sgranare il rosario. Non è così, cioè l'intensivizzazione ci ha consentito negli ultimi 60-70 anni di produrre in agricoltura, ma in zootecnia a livello italiano, nonostante la perdita di una quantità enorme di superficie agraria utile, di produrre sostanzialmente le stesse quantità di prodotti vegetali e animali. In zootecnia, in particolare, il controllo dell'ambiente di allevamento, la gestione dell'alimentazione, della riproduzione, in parte anche la destagionalizzazione dei parti, poi vedremo, la verifica delle produzioni che ci ha consentito un miglioramento genetico su base funzionale, ma anche il monitoraggio dello stato sanitario ci ha consentito di migliorare moltissimo la produttività, anche se poi la zootecnia è diventata il tassello di una filiera produttiva piuttosto lunga e con, diciamo così, risvolti negativi e positivi. Resta il fatto che in Italia, non parlo di montagna, non abbiamo raggiunto l'autosufficienza né per la produzione della carne, né per la produzione del latte, né per altre produzioni, per cui anche solo, diciamo, riferendoci a livello italiano, ma più in generale a livello mondiale, la richiesta di prodotti di origine animale è così elevata e sarà in futuro così elevata che pensare a forme diverse dalla zootecnia intensiva, ovvero alternative ai sistemi zootecnici intensivi, è veramente impossibile. Invece possiamo pensare a delle opzioni che possiamo declinare su diversi territori più o meno fragili per poter recuperare da un punto di vista produttivo quello che abbiamo colpevolmente abbandonato. Quello sì, però ecco, volevo partire da qui. Ma torniamo ai nostri sistemi zootecnici alpini. Che cosa rimane in montagna? Dicevamo che questa forma transumante ormai è declinata in vario modo, ma se vogliamo descriverla velocemente, come abbiamo detto prima, abbiamo detto modalità di allevamento, diciamo, stanziale durante l'inverno e invece estensiva, sfruttando i pascoli durante l'estate. Mediamente, ecco, ritorno sulla stagionalità dei parti. Insomma, se
se non parlo a dei tecnici, molte volte ci si meraviglia del fatto che anche il latte è una produzione stagionale. Un tempo le bovine partorivano, i parti erano concentrati a ottobre-novembre e quindi la montata lattea era durante l'inverno, si produceva latte specialmente in stalla, voglio dire, e quando gli animali cominciavano ad andare al pascolo erano già nella fase calante della produzione di latte e quindi diciamo i fabbisogni anche nutritivi degli animali erano abbastanza coerenti con gli apporti consentiti dall'erba di pascolo. Ecco, e questa è la transumanza. C'era una transumanza bovina, una transumanza ovina. Ecco, già negli anni 50, perché mettendo insieme un po' il materiale, mi veniva da dire che negli ultimi decenni abbiamo abbandonato i pascoli di mezza quota. In realtà il mio amico Sandro Menegon, con il quale ho scritto anche dei libercoli interessanti sulla storia della zootecnia, mi ha dato questo lavoro del Marchetti del 1950 che ci dice che in Carnia, già nell'immediato dopoguerra, i maggenghi erano abbandonati. La cosa carina, ma non possiamo soffermarci, è che la chiave di lettura che dava il Marchetti è che ormai i maggenghi erano troppo faticosi per la donna carnica, e questa la dice tutta su chi faceva fatica su e giù per le montagne, nel nostro ambiente montano friulano. Quindi questa è la transumanza classica. Dicevamo che ormai si va verso l'intensivizzazione. Un primo passaggio è quello che definisco sistema valle-monte. Cos'è il sistema valle-monte? Sostanzialmente, diciamo, è un sistema semi-transumante, nel senso che durante l'inverno gli animali vengono stabulati in fondo valle e quando è il 15-20 di giugno vengono fatti salire in un camion e vengono portati in poche ore. Adesso mi scuso, in alto a destra ci sono le Palle di San Martino e non le nostre montagne, ma purtroppo, ecco, da altre parti ho cambiato le foto e ho inserito anche foto del nostro territorio. D'altro canto io mi muovo un po' sulle Alpi orientali con una certa facilità, quindi faccio ricerche qua e là. Quindi ecco, questo è il problema attuale, cioè chi utilizza le malghe oggi di fatto sposta gli animali senza una transizione direttamente dalle stalle ai pascoli con vari problemi alimentari, ma una cosa che c'è da dire è che evidentemente questa situazione va di pari passo con la destagionalizzazione dei parti. Cosa voglio dire? Che oggi normalmente molte aziende di fondovalle vendono il latte a caseifici locali o anche insomma, commercianti di altro tipo, quindi il latte viene venduto e quindi il prodotto non è più il formaggio e l'agroindustria richiede quantità di latte costanti e di qualità costante. Ecco che la destagionalizzazione dei parti è funzionale a risolvere e quindi diciamo a mantenere da un punto di vista quantitativo la produzione lattea nei 9 mesi che l'animale sta in stalla. E quindi molte volte ci ritroviamo al pascolo anche animali molto produttivi, con alti fabbisogni e con problemi non indifferenti per soddisfarli. Ecco, questo è. Non entro poi nei dettagli e nelle varie sfumature. Poi diciamo che abbiamo invece, ed è una situazione abbastanza nuova per le Alpi, l'allevamento di fondovalle. Quello stanziale 12 mesi su 12, molto simile agli allevamenti intensivi di pianura e questi sono allevamenti che evidentemente stanno sempre più
si stanno sempre più diffondendo in tutte le Alpi. Quali sono i passaggi? I passaggi sono alimentazione tutta secca tutto l'anno, poi destagionalizzazione dei parti, cambio della razza, perché evidentemente in stalla diciamo avere una razza rustica, frugale, resistente serve abbastanza poco, invece in stalla prevalgono, cioè, è chiaro che le razze più performanti, quelle migliorate anche con il miglioramento genetico, sono quelle che consentono la maggiore efficienza. Quindi si vende solo il latte, mediamente non si trasforma e dobbiamo immaginarci una stalla che è simile o insomma, tendenzialmente simile a quelle di pianura. Sorvolo sugli allevamenti da carne, c'è anche una zootecnia da carne, ma direi che è più che episodica, potremmo dire che è aneddotica. Insomma, conosco un po' di allevatori che fanno carne in montagna, Candut per esempio a Ugovizza, insomma altri in altre regioni. Tuttavia mediamente i vitelli, che sono una sorta di sottoprodotto della produzione del latte, vengono venduti a commercianti e poi li avviano all'ingrasso in pianura. Ci sono anche progetti per riportarli in area montana e valorizzarla, ma insomma sono abbastanza limitati. Ecco, diciamo, quindi questo è il contesto, un contesto che per quanto riguarda la nostra regione, ahimè, è un contesto pesante, tuttavia voglio essere ottimista e quindi diciamo i primi, nella seconda parte cercherò di elencare un po' i problemi e le sfide che ci attendono, ma poi anche in una terza parte capire quali possono essere le soluzioni o le parole chiave di una o più possibili soluzioni. Ritorno alla mia Sozoalp dicendo che nel 2010, quando abbiamo festeggiato il decennale, con dei colleghi delle università di Torino, Padova, Milano, ma anche con dei tecnici di Sondrio e di Trento, così ci siamo messi insieme e abbiamo provato a discutere su quelli che potevano essere, abbiamo fatto anche un convegno ad Asiago, quelli che potevano essere le evidenze più importanti, partendo dalle quali si poteva pensare a delle soluzioni. Diciamo la prima evidenza è che i modelli di zootecnia intensiva che vediamo sempre più frequentemente in montagna, anche nelle nostre montagne, sono insostenibili da un punto di vista ecologico. Si potrebbe fare tutta una serata su questo, ma voglio mettere 4 punti. Le aziende intensive cambiano razza. La razza ha maggiori fabbisogni. I fabbisogni difficilmente si possono coprire non con l'erba, ma neanche col fieno. Sappiamo che il foraggio in montagna non è di qualità sempre ottima, ha ottime qualità organolettiche, ma probabilmente non nutritive. Insomma, alla fine si ricorre spesso a risorse esterne all'ambiente montano, quindi a concentrati. Le aziende intensive, anche se vedremo dopo, hanno un impatto globale piuttosto basso per unità prodotta, per chilo di prodotto, hanno un impatto locale notevolissimo e la concentrazione in poche aziende di tutti gli animali allevati non consente il presidio del territorio. Anche in regioni o province, ecco, dove la zootecnia è ancora un sistema molto, insomma, è un settore molto attivo con dei buoni margini, penso al Trentino o all'Alto Adige, le aziende sono cadute a valle. Diciamo che le aziende si sono concentrate nelle aree più vocate e hanno abbandonato le aree più difficili, veti versanti, quindi maggenghi. Quindi dove non c'è stato l'abbandono c'è stata poi la concentrazione in determinati territori piuttosto che in altri. Questo ha portato in generale a un degrado degli agroecosistemi seminaturali, ma sicuramente del paesaggio. Chi vive di turismo, come in quelle regioni, è preoccupatissimo dell'effetto di questo trend sulla piacevolezza scenica del paesaggio e quindi sulla possibilità di avere un turismo di un certo livello.
Una seconda evidenza sicuramente, ed è un qualche cosa che ci diciamo solo negli ultimi anni, è l'insostenibilità economica, perché badate bene, fino a una decina d'anni fa l'intensivizzazione ha consentito agli allevatori di montagna, pur con i pagamenti agroambientali e con insomma sostegni di vario tipo, ma di ottenere prezzi del latte e del formaggio piuttosto buoni, e quindi diciamo se non c'era una sostenibilità ecologica, diciamo, e ambientale, c'era sicuramente quella economica. Negli ultimi anni, specialmente dall'uscita delle quote latte, insomma voglio dire varie vicissitudini, noi sappiamo, insomma chi è del settore sa che il latte ormai è una commodity a livello internazionale, vale dai 22 ai 25 centesimi al chilogrammo. Beh, qualsiasi cosa si faccia in montagna per creare efficienza, le economie di scala non sono mai sufficienti per riuscire ad entrare sul mercato ed essere competitivi. Tuttavia, diciamo, questa spinta verso l'intensivizzazione ha invece portato ad avere stalle tutte uguali, la razza sempre quella, se non è la frisone la bruna, ma non la bruna alpina, la brown swiss. Insomma, alla fine produciamo lo stesso latte dentro la stessa stalla, con gli stessi foraggi. Questo porta a perdere tipicità, cioè a banalizzare i prodotti, che alla fine sono tutti uguali, a meno di non pensare ad una tipicità legata alle tecniche di trasformazione piuttosto che alle scelte gestionali a monte della filiera. Ma peggio ancora, l'intensivizzazione non ci consente di essere multifunzionali. Dopo riprendo questo concetto, ma che cosa intendo? Intendo che l'azienda agrozootecnica di montagna, oltre a produrre latte, carne, lana, non lo so, voglio dire, è del tutto evidente che ci aiuta a fare anche altre operazioni, a contrastare il dissesto idrogeologico, a fermare gli incendi, a creare, come dicevo prima, un paesaggio piacevole, a mantenere un'informazione genetica di razze locali che potrebbero essere utili in un futuro. Pensiamo solo a malattie e alla resistenza alle malattie, o alla scarsa resistenza alle malattie che potrebbero avere gli animali cosmopoliti monoattitudinali, diciamo, no? Ma ancora, diciamo così, l'abbandono delle aree marginali e la stanzialità porta a problemi sociali. Oggi il cittadino consumatore, turista, ma anche, insomma, nelle varie vesti, è critico nei riguardi del settore zootecnico, in particolare pensando al benessere animale. Allora, diciamo, certe volte sbagliando, e chi vive in montagna lo sa, mediamente il cittadino pensa che l'animale al pascolo, comunque in una situazione estensiva, stia sempre e comunque meglio di un animale allevato in una stalla o comunque in un ambiente confinato. Non è sempre così, tuttavia la percezione è questa. Quindi insostenibilità ecologica, ambientale, ma anche economica e sociale. Poi una terza evidenza, e qua viaggio veloce, sono diciamo, i rapporti tra la zootecnia e le emergenze ambientali, 2 su tutte. L'emissione di gas serra, noi sappiamo che i ruminanti, ma anche i monogastrici erbivori che hanno un ciclo sviluppato, emettono metano, che è un gas climalterante, insomma, piuttosto così impattante. E poi ancora la perdita della biodiversità allevata. Ma solo un ragionamento sui gas serra, no? Se voi chiedete a qualsiasi consumatore o fruitore della montagna, così, e provate a raccontargli che se io dovessi scrivere su un cartone del latte prodotto dai miei amici di Sutrio piuttosto che a Ugovizza o Varo, così, e io gli imponessi per legge di scrivere quanti chilogrammi di CO2 equivalenti loro immettono in atmosfera per produrre 1 chilo di latte, beh, scopriremmo, e tutti saremmo anche forse abbastanza stupiti del fatto che le economie di scala valgono anche
per l'inquinamento e l'impatto, per cui l'azienda intensiva riesce a produrre il latte immettendo in atmosfera molto meno CO2 equivalenti, quindi biossido di azoto, metano e anidride carbonica, rispetto agli estensivi. Questo grafico fa vedere chiaramente come più aumenta la produzione di latte per ogni singola bovina, più diminuisce ovviamente la quantità di CO2 per chilogrammo di latte prodotto. Questo è abbastanza ovvio, e quindi la storia potrebbe essere: raccontiamo che però i sistemi estensivi, anche se hanno un forte impatto per unità di produzione, hanno un piccolo impatto sul territorio. A parte che le aziende intensive, montagna o pianura, hanno un impatto anche sul territorio, ma è chiaro che chi va a comprare il latte pensa al latte e non all'ettaro. Per cui dobbiamo stare molto attenti e guardate che l'etichettatura ambientale, prima o poi, direi prima piuttosto che poi, arriva e ci sarà imposto, anche perché a livello europeo, insomma, spesso non tengono conto delle peculiarità produttive del Sud Europa, dove abbiamo tante DOP, IGP, STG, prodotto di montagna, biologico, eccetera. Questo sarebbe veramente un problema enorme. Quindi ci perdo 2 minuti, se mai qualcuno vuol farmi una domanda, ci abbiamo lavorato molto. Quindi dobbiamo fare in modo che quel quartoccio di latte riporti delle informazioni al consumatore che siano facilmente fruibili, così chiare, ma che diano conto di questo aspetto. Poi c'è la perdita di biodiversità. Adesso è uscita la Gran Bretagna dall'Unione Europea, prima si produceva 160 milioni di tonnellate di latte, adesso siamo su 145, meno i 15 della Gran Bretagna. Ebbene, questi 145 milioni di tonnellate di latte prodotto in Europa vengono prodotte da queste 3 razze, ma in particolare quella in alto a sinistra, cioè la frisona, e poi anche quella bruna e la pezzata rossa, per l'amor di Dio, sono importanti, ma diciamo che il settore latte fa riferimento in particolare alla frisona. Bene, andiamo a vedere che cosa succede sulle nostre Alpi italiane. Incredibilmente cos'è che cresce? Chi ha dei trend positivi in termini di consistenza numerica? Guarda un po' la frisona, proprio perché aumentano gli allevamenti intensivi. Poi, a dire il vero, la bruna sta perdendo in modo clamoroso, mentre fortunatamente la pezzata rossa, dico fortunatamente perché c'è il mio amico direttore vicario che sarà contento sicuramente, è la sede a Udine, e quindi anche tutta l'intelligenza sul miglioramento genetico è qui. La pezzata rossa invece è quella razza che sta pian piano sostituendo le altre razze, dove si fa il sistema valle-monte, perché è una razza ancora rustica, anche se ben produttiva, e risponde bene a quella declinazione della transumanza che fa stalla-pascolo nel giro di 2 ore. Incredibilmente le razze locali, qua vediamo in basso a destra la rendena, la grigia, la valdostana, che pure diciamo è la razza che sta dietro alla fontina. Voi sapete che in Europa c'è un unico caso di disciplinare di DOP che impone l'utilizzo di una razza, e questa è proprio la valdostana e la fontina. Tutto il resto è facoltativo. Ecco, qui le razze locali rimangono lì come sono, anche perché ci sono dei progetti di sostegno che sono un po' strani, per cui diciamo che queste razze non aumenteranno, magari non diminuiranno. Quindi diciamo questa è la situazione. Però in basso a sinistra faccio vedere che cosa c'era 130, 150 anni fa. Abbiamo scritto un libercolo, dicevo prima, con Sandro Menegon, che dà conto della storia della zootecnia del Friuli Venezia Giulia dall'unificazione del Regno d'Italia fino agli anni dell'industrializzazione, che sono circa un secolo, dagli anni 60 del 1800 agli anni 60 del 1900. In regione c'era la grigia trevisana, chi se la ricorda più, poi entrava la bellunese, poi c'era la toppana a Toppo e Travesio, c'era la razza carniella, la Moltal, che adesso è entrata nell'associazione con la Pinzgau, c'erano tutte le razze slave,
c'era la vecchia friulana che nulla a che vedere con la Simmental, poi diciamo in pianura dove si tirava l'aratro c'era anche la pugliese del Veneto, e chi è che conosce? Se io racconto queste cose ai miei ragazzi mi guardano con aria interrogativa, perché tutte queste razze sono estinte, e le razze che stiamo utilizzando adesso, evidentemente, quelle che crescono mediamente, le stiamo utilizzando nei sistemi intensivi, forse la pezzata rossa che va di qua e di là, mentre delle razze che non aumentano numericamente e che anzi spesso hanno dei problemi, invece sono quelli che sarebbero diciamo razze idonee al sistema estensivo transumante. Questa slide solo per dar conto del fatto che poi in realtà la nostra pezzata rossa, la nazionale, coordina anche un grosso progetto per la valorizzazione e il recupero delle razze a duplice attitudine, non solo dell'arco alpino, ma anche a livello italiano, e quindi ovviamente ci sono anche questi progetti di cui dar conto, ma il trend è quello lì. Quindi diciamo la domanda che ci facciamo: è possibile, è conveniente e poi è sostenibile appunto un ritorno al futuro, un ossimoro un po', però insomma volevo intendere guardare indietro ma con gli strumenti attuali, con la cultura che abbiamo oggi, con le nozioni che abbiamo oggi. Quindi questa è la domanda: in che modo e con quali modelli di gestione la zootecnia di montagna potrà raccogliere le sfide che abbiamo nel futuro, che avremo anche nell'immediato futuro, quindi sostenibilità, benessere animale, paesaggio, dissesto idrogeologico, insomma ce n'è una lista che poi magari di cui dar conto. Io mi sono dato una risposta, e la mia è una risposta chiara: non esiste un'alternativa alla zootecnia intensiva. Dove la possiamo fare, la facciamo, con tutti gli OGM, animali selezionati e tutta la tecnologia che serve. Dove? Ovviamente nelle aree di pianura e più produttive, con l'allevamento che oggi si chiama zootecnia di precisione, cioè una zootecnia che tende a migliorare il rapporto tra gli input e gli output, cioè le risorse che utilizzo e la produzione che ottengo. Migliorando questo, cioè migliorando l'efficienza, riesco ad ottenere quello che sopra ho chiamato, con un altro ossimoro forse, l'intensivizzazione sostenibile. Noi non possiamo permetterci di non produrre, come Italia, perché non siamo autosufficienti. E poi, se pensiamo che quando sono nato io eravamo poco più di 3 miliardi, oggi siamo 7 miliardi, nel 2050 saremo 10, se vogliamo garantire, mi sembra una parola grossa, ma insomma se vogliamo almeno tendere a risolvere il problema della fame nel mondo, sicuramente non possiamo non pensare a questo tipo di approccio. Quindi la competitività sarà la qualità, il rapporto qualità-prezzo, l'ambiente sarà sempre un vincolo alla produzione, agli animali, qua volevo dire il benessere, come che glielo garantiamo? Un animale che sta male mica produce, quindi gli allevatori sono ben attenti a garantire il benessere fisico, quindi il fotoperiodo, il ricambio d'aria, l'alimentazione, quindi tutte le condizioni perché l'animale possa produrre nel migliore dei modi, in stabulazione libera, con robot di mungitura, con una sensoristica che consente un'alimentazione mirata nel momento in cui vuole l'animale. Quindi diciamocela tutta, so che sono registrato e so che qualcuno non sarà d'accordo con me, ma l'intensivizzazione ha portato negli allevamenti intensivi anche il benessere animale. Ma se invece pensiamo a aree di alto valore naturalistico, a parchi, a carsi, a montagna, aree interne, dove non è possibile fare un'agricoltura e una zootecnia intensiva e dove colpevolmente negli ultimi decenni abbiamo assecondato l'abbandono, io penso che l'unica alternativa, chiamatela come volete, a un'agrozootecnia multifunzionale, territoriale, delle filiere locali, dei prodotti identitari, chi ha fantasia ci metta altri
altri termini, sia l'unica alternativa alla protezione civile. Ora, la protezione civile costa molto, mentre il presidio del territorio con metodi e sistemi di agrozootecnia diciamo, che tengono conto delle fragilità, delle vulnerabilità e delle prerogative del territorio è importantissimo. Quindi dove? In montagna sicuramente. Quali razze? Qua recuperiamo le razze autoctone, manteniamo l'informazione genetica per tutta la società. La tecnica sarà sicuramente estensiva, biologica, integrata. High Nature Value Farmland è un termine inglese per dire che ci sono aziende che devono sottostare a piani di gestione all'interno della rete Natura 2000 e così via. L'acquirente sarà sicuramente il consumatore finale, il consumatore turista, il consumatore che anche in pianura o altrove ha questo tipo di sensibilità, i mercati di prossimità, il circuito agroturistico. La competitività la otteniamo diversificando l'offerta, perché tante risorse, tanti animali, tanti metodi, vuol dire anche tanti prodotti di diversa qualità, ma la competitività la otteniamo anche vendendo i servizi alla società. Vendendo i servizi alla società. Poi fra un po' nelle conclusioni riprendo questa cosa. La qualità è legata agli attributi intrinseci, cioè quello che vedo, qualità organolettica, dietetica, nutrizionale, nutraceutica, ditemi quello che volete, cioè quello che riesco a misurare, a vedere, ma anche attributi estrinseci, cioè quali sono i comportamenti virtuosi che l'allevatore nel produrre quel prodotto lì mette in campo nei confronti dell'ambiente, del benessere, che io devo comunicare a chi fruisce della montagna, a chi compra i prodotti e anche a chi paga le tasse. L'ambiente quindi sarà una risorsa capace di garantire reddito e in ultima analisi una capacità competitiva. Agli animali qui, se siamo bravi, e non sempre lo siamo, garantiamo anche il benessere psichico, oltre che quello fisico. E mi avvio al termine, sapendo che dovrò rubarvi qualche minuto in più, cercando di fare, compatibilmente col poco tempo che ho, perché io ovviamente ci sarebbe molto da parlare, sulle opportunità e le prospettive per il futuro. Beh, parto e rimango, diciamo così, aderente a uno degli ultimi concetti di qualità che la norma ISO 8402 ci regala. Cioè, che cos'è la qualità? Il concetto di qualità totale è un insieme, e lo leggiamo, delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio, e lo rimarco e lo ridico, o di un servizio, perché tutti poi se lo dimenticano il servizio, che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare delle esigenze espresse, ma anche implicite. Ok? Io in un bel ambiente sto meglio, non mi ammalo, sono più contento, lavoro più contento e anche consumando un prodotto di un certo tipo ne traggo beneficio. Quindi non è solo qualità intrinseca, però anche qui l'ho scritto qua in giallo in basso a destra, la qualità intrinseca, cioè noi in montagna non possiamo permetterci di non saper fare il formaggio o di non proporre lo yogurt, o se siamo in Alto Adige di buona qualità e così via, no? Perché le qualità intrinseche che sono oggettive, qua vediamo le mie colleghe che fanno analisi chimiche, fisico-chimiche, il colore, lo sforzo, l'elasticità, gli aspetti organolettici, è un prerequisito per la valorizzazione dei prodotti di montagna. Quindi prodotti di altissima qualità organolettica, nutrizionale, dietetica e via via. Però come facciamo noi a garantire una qualità intrinseca del prodotto pensando alla montagna? Ho scritto sopra una zootecnia verso la qualità totale. Se noi teniamo in mente quella definizione ISO, possiamo pensare di migliorare la qualità dei nostri prodotti non solo con le tecniche di trasformazione di cui non dirò nulla
e non me ne vogliono i miei colleghi tecnologi alimentari, voglio dire, no? Ma io penso ad una qualità che dipende dalle scelte gestionali a monte delle filiere. A monte delle filiere. Io devo poter valorizzare l'ambiente, il territorio, come ci sono ricerche su ricerche, io non voglio adesso appesantire, però l'erba ha delle sostanze volatili, terpeni, chetoni, esteri, alcoli, che sono influenzati dall'area geografica e dalla biodiversità e che consentono, oltre che di verificare la provenienza dei prodotti, anche di conferire un valore aromatico ai prodotti, no? Chi è in montagna sa che un formaggio prodotto con il latte di maggio-giugno è diverso dal formaggio prodotto con latte di settembre-ottobre, se l'animale è al pascolo, voglio dire, no? E non voglio dire altro. Gli animali allevati, e va bene, no? Vai con la frisona, vai con la bruna, ma ho messo uno schema che propongo sempre ai miei studenti, la Federazione Svizzera che si occupa di metodo biologico dice che in montagna ci dovrebbe essere un animale che non ha un picco di produzione pronunciato e quindi una montata latte eccessiva perché è difficile da gestire, che dovrebbe essere frugale, rustico, resistente alle malattie, poter produrre un vitello all'anno, avere una buona persistenza della produzione di latte. Quella foto in alto a destra l'ho fatta ad Asiago, ecco, ecco la croce rossa sopra la dice tutta. Quindi diciamo con gli animali, diversi animali producono anche latti con caratteristiche diverse, hanno mantelli diversi, hanno prerogative diverse, riescono ad adattarsi ad ambienti diversi. Ecco che collegare l'animale al prodotto è sicuramente una buona idea. Io con gli amici della Pezzata Rossa e con l'associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia e con l'aiuto del caseificio di Ugovizza e anche del consorzio Montasio, ho proposto qualche anno fa, e insomma con risultati alterni così, ad esempio il Montasio DOP di montagna prodotto solo con il latte della Pezzata Rossa italiana. E chi è che ce lo copia? Ma insomma noi sappiamo che la fontina è prodotta solo con la Valdostana, dicevo, ma ci sono altri formaggi fatti con tante razze che marchiano i loro prodotti facendo riferimento alla razza. Penso alla razza rendena nel Parco Adamello Brenta, ai tanti produttori di formaggio di sola bruna, piuttosto che al parmigiano reggiano di sola reggiana. Non sono tutti esempi di montagna, ma è così. Diciamo, questo è uno dei formaggi che abbiamo prodotto nel 2013 DOP solo di Pezzata Rossa, in montagna, codice 000, Malga Montasio, anno, mese, giorno di produzione, pascolo B. Uno dice troppe informazioni, sì, però questo formaggio qui ha delle prerogative, una qualità che è difficilmente replicabile, quindi io dico perché no. Poi c'è l'alimentazione. Beh, insomma, qua il mio orologio dice che devo correre veloce, ma insomma è chiaro che abbiamo detto che gli aspetti quantitativi della componente foraggera della razione sono importantissimi, quindi tipologie di pascolo diverse, uguali, tipologie di prodotti diversi e qualità diverse, attenzione alla componente foraggera della razione con l'essiccazione fatta anche in modi semplici come questa, altrettanto importante. I prodotti sono facilmente identificabili. Questo è un lavoro che ha fatto a Padova il mio amico e collega Cozzi, ma lo cito perché lui è di Pontebba, quindi voglio dire, lo cito a buona ragione. Ha preso tanti formaggi di Asiago, uno prodotto con l'erba di pascolo, uno in montagna ma in stalla con il fieno di montagna, e un altro in pianura con l'insilato di mais. Beh,
diciamo, sia strumentalmente che con degli assaggiatori in laboratorio, si riesce chiaramente a distinguere i tre prodotti. Se vogliamo andare in Malga Montasio piuttosto che nelle stalle di Ugovizza, questi sono gli stessi animali che durante l'inverno prendono il fieno, che comunque degli arenatereti, dei prati lì di fondovalle, d'estate vanno al pascolo, ma i formaggi sono diversi, come sapore, come prerogative, insomma la loro personalità organolettica è diversa, ma anche il colore e anche altre caratteristiche chimico-fisiche. Questo dico cose scontate, magari è meno scontato che anche spostando gli animali da un poetto vicino alla stalla, sempre Malga Montasio, a un seslerietto un po' più magro sotto le montagne, i prodotti sono totalmente diversi e sono diversi sia con una valutazione strumentale sia con una valutazione fatta in laboratorio con degli assaggiatori. E poi le pratiche di allevamento. Adesso qui non lo so, ma con i colleghi, col professor Corazzini, abbiamo provato a produrre anche carne in montagna con il metodo biologico, con molti problemi legati alle modifiche della stalla e quindi alle spese in questo senso, ai vincoli alimentari, fatica a coprire la parte proteica, il biologico non consente di fare il finissaggio gli ultimi mesi, le caratteristiche delle carni, ahimè, insomma, le carni sono più scure, più dure, i costi di produzione sono almeno il 30% più alti. Tuttavia, questo allevatore, che è un allevatore di zucchero, Rino Artini, riesce a valorizzare la carne anche con tutti questi problemi. Quindi, alla fine, è anche un problema di narrazione. Sappiamo che noi friulani non siamo bravissimi a raccontarla, lavoriamo molto, ma abbiamo quel problema lì. E quindi così. Ancora, insomma, parliamo di sistemi, questo è un progetto che è ancora in corso. Stiamo facendo la zootecnia di precisione anche al pascolo, perché se noi vogliamo limitare le integrazioni, vogliamo consentire anche a un animale molto produttivo di stare al pascolo, noi dobbiamo sapere tutto. Mentre in stalla sappiamo tutto perché controlliamo tutto, al pascolo non riusciamo a controllare niente. Bene, qui adesso la prova è in corso, abbiamo tutta una sensoristica legata all'animale, rilevatori dell'attività mandibolare piuttosto che della ruminazione, dei passi, acceleratori triassiali che mi dicono dov'è la testa, piuttosto che GPS, droni, satelliti, quello che volete, anche il body condition score fatto con una telecamera 3D. Insomma, io almeno ho tutti questi dati sul telefonino e cerco, anche se ho un animale che probabilmente mi dà problemi perché non è più quello di una volta, cerco di massimizzare il consumo di erba e di integrare il meno possibile. Sulle tecniche di trasformazione non voglio dire niente, ma se mi concedete qualche minuto in più, invece voglio parlare dei servizi legati al prodotto. Nel 2005 il Millennium Ecosystem Assessment ha fatto una lista esaustiva di quelli che sono i servizi che l'agricoltura e anche la zootecnia può dare alla società e quindi al cittadino contribuente in questo caso, non al cittadino consumatore. Che cosa sono i servizi ecosistemici? Se ne parla molto, sono i benefici che gli ecosistemi, che possono essere anche agroecosistemi, danno al genere umano in termini di necessità di base, quindi anche l'agricoltura c'è dentro, gli alimenti, le fibre, quelli che il MEA ha chiamato servizi di approvvigionamento, quindi fibra, alimenti per gli animali, alimenti per l'uomo, risorse genetiche. Ma ancora servizi di regolazione. Io posso regolare il clima, posso contenere il dissesto idrogeologico, posso contenere un incendio, posso favorire l'impollinazione. Insomma, il problema delle api lo sappiamo tutti, voglio dire, no? Quindi io, gestendo i miei pascoli, i miei prati in un certo modo, posso anche fare quella cosa lì. E via via. Ma ancora servizi culturali, insomma, tutti noi dovremmo, il meteo condizionale, vendere l'estetica della nostra montagna, dovremmo vendere anche quello che è ricreazione, ma anche spiritualità. In montagna ci si ricarica e qualcuno la deve pagare questa cosa qui, perché io
non posso pretendere che gli amici che vivono e lavorano in montagna mi mantengano questo ambiente e io poi, ecco, quindi come cittadino consumatore, se qualcuno me la racconta bene, sarei disposto anche, voglio dire, a quello che gli economisti in inglese mi dicono willingness to pay, no? La disponibilità a pagare. Vabbè, poi ci sono i supporti alla vita. Allora, chiudo dicendo che se l'ecosistema agricolo, l'agroecosistema, è un sistema che noi abbiamo creato e che ci massimizza il provisioning, l'approvvigionamento, latte, carne, fibra, ok? Mentre trascura le altre cose, l'impollinazione, il controllo, la qualità dell'acqua, la possibilità del turismo e della ricreazione, i valori spirituali, eccetera. Mentre l'ecosistema naturale, e io parlo a molti che sono iscritti al CAI, quindi diciamo persone sensibili in questo senso, che preferiscono l'ecosistema naturale a quello agricolo, è chiaro che lì invece sono enfatizzate tutti quelli che sono i cosiddetti servizi ecosistemici senza mercato, che però hanno un valore inestimabile per l'uomo. Allora, l'agroecosistema montano, che cosa deve diventare? Beh, con l'esempio della margheritina, dei petali più o meno turgidi, vorrei dire che dovremmo cercare l'equilibrio. Quale equilibrio? Un equilibrio tra produzione, e quindi qualità delle produzioni così, e servizi erogati alla società. Allora, come ma chi li paga? E dove le scriviamo queste cose qui? Allora, io ho perso anche il saluto di qualche amico, anche qua in regione, che si occupava, ma cerco di, ormai ho 60 anni e quindi dico le cose politicamente poco corrette, ma noi abbiamo in Europa un regolamento per 1151/12 che ci dice che i marchi di qualità sono l'IGP, la DOP, poi c'è l'STG che è meno legato al territorio, quindi non l'ho messo. La stessa legge ci dice anche che possiamo marchiare i prodotti di montagna, Ugo Vizza lo fa, insomma molti altri ci stanno pensando. Voglio dire con questo marchio che mi dice a me consumatore che gli animali sono allevati in montagna almeno per 2/3 della loro vita, che il 60% della razione è prodotta in montagna, che la trasformazione viene fatta in montagna o a distanze non superiori di 30 km. Vabbè, non sarà molto, però insomma io ho una serie di prodotti caseari a denominazione di origine nelle Alpi, e questi sono i formaggi solo montani, ma possiamo aggiungere quelli che sono parzialmente montani, tra i quali il Montasio e l'Asiago. Ma andiamo a vedere queste DOP di tutte le cose che ho detto, e scusatemi se vi ho fatto venire il mal di testa, quindi paesaggio, animale, alimentazione, pratiche di allevamento, trasformazione, cioè un po' di vincoli che diventino vantaggi competitivi. Andiamo a vedere, guarda, vi faccio vedere solo la fontina. Chi compra la fontina compra la Val d'Aosta, non c'è dubbio, perché il territorio è solo lì. Il foraggio può venire solo da lì, l'erba può venire da lì, gli insilati sono vietati. Se avete la Frisone e la Bruna non potete fare la fontina, dovete per forza allevare la Valdostana, che per inciso produce 1/3 della Frisona. Limiti nelle integrazioni, il latte, la trasformazione a latte crudo e via via. No? Non me ne vogliano gli amici del consorzio, ma nel disciplinare del Montasio c'è scritto che lo posso fare nell'altipiano del Montasio, ma anche in generale in Friuli, ma anche in Veneto nord-orientale, anche a Treviso, a Venezia, non lo so. Foraggio, usa quello che vuoi, animale, non c'è problema, pratiche di allevamento. Ho come l'impressione che sia vagamente riproducibile un prodotto così, però qua mi fermo, altrimenti... Allora, in un progetto che abbiamo fatto, che è appena terminato, con la Regione Veneto, con la Carinzia e con l'Alto Adige, con Vipiteno, Sterzing, che produce yogurt in realtà, abbiamo provato anche ad aggiungere a questo, alla DOP o al prodotto di montagna, un po' di altre considerazioni, ma non solo considerazioni, altre misure. Io ho intervistato banalmente mia mamma, lei biodiversità, gas serra e benessere animale ormai sa cosa sono.
no, nonostante la sua veneranda età. Per cui ho detto, vabbè, se un consumatore anche disattento può essere in grado di valutare, valorizzare e prendere in considerazione questi elementi, abbiamo provato ad andare in 85 aziende zootecniche, e ringrazio qui gli allevatori che conferiscono il latte a Sutrio, all'Alto But, che ci hanno consentito di fare i rilievi nelle loro aziende, ma c'erano allevatori altoatesini, veneti, carinziani, eccetera. Siamo andati a misurare la biodiversità, ma misurarla. Cioè il dottor Pasut è andato lì e ha misurato la biodiversità, valutando ovviamente le piante, facendo dei rilievi su prati aziendali. Abbiamo valutato le emissioni con un approccio sempre ISO, insomma, che ci consente di fare una valutazione molto importante delle emissioni, tenendo conto sia delle risorse che degli scarti, quindi non focalizzati solo sull'azienda zootecnica o agrozootecnica. E poi abbiamo misurato il benessere non col sistema CREMBA, ma con un sistema semplificato che l'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha sede in Italia, poi a Parma, ci ha consigliato per aziende di piccola scala. E quindi abbiamo provato a fare un'etichetta e ad andare dai consumatori a dire: ma qual è la tua disponibilità a pagare? E vi garantisco che anche Nomisma, che ci ha aiutato a fare il lavoro su numeri un po' più elevati, mi dice: guarda che questa cosa è importante, si può fare e il consumatore la capisce. Qua ho messo 2 marchi ombrello, scrivo sotto senza parole, però se volete farmi qualche domanda poi io rispondo. Quindi concludo, perché non posso abusare del vostro tempo. Una conclusione per ognuna delle sezioni. Prima sezione, contesto. Importanza del recupero produttivo della montagna e del contrasto all'abbandono, okay, con modalità di allevamento adeguate al territorio. Secondo punto, i problemi e le sfide, i vincoli ambientali e sociali, che per me in montagna sono costi di produzione. Dobbiamo essere così bravi da cambiare tutto e tramutarli in vantaggi competitivi. Quindi non piangere, ma dire questi per me sono vincoli e quindi faccio fatica a superarli, però poi te li vendo bene. Terza cosa, le parole chiave di un possibile futuro. Quindi biodiversità, oppure dette in altre parole, diversificazione della produzione, qualità globale, quindi qualità dei prodotti, quella che vedo, ma anche qualità dei servizi erogati alla società. E questa è l'ultima. Io dico che è improrogabile, strategico, e qua mi rivolgo non solo agli allevatori, perché io per 30 anni ho parlato solo con gli allevatori, adesso accetto di buon grado, e vi ringrazio, anche queste occasioni per parlare all'universo mondo, perché altrimenti rischiamo che gli agricoltori sono lì che lavorano e nessuno capisce il perché dobbiamo supportarli o pagare adeguatamente il loro approccio imprenditoriale. La prima cosa è che dobbiamo formare l'imprenditore agroambientale. O facevi come mio nonno? No, il nonno era il nonno, il papà, i giovani che vengono da me a lezione non devono prendere spunto nemmeno da me, devono diventare imprenditori agroambientali. Non possono vendere latte, carne e uova, sono già morti. Anche chi in questo momento non è morto, se noi togliamo non i pagamenti agroambientali, ma il sostegno dato senza contropartita, sono già morti. E come facciamo a spingere questi imprenditori agroambientali? Tra parentesi, io ho 165 matricole iscritte, oggi ho il primo giorno di lezione, 165 studenti, 5 figli di allevatori. Tutti gli altri chiedono, è una richiesta culturale, chiedono di capire queste cose, quindi siamo sul pezzo, informiamo i cittadini nella loro doppia veste di consumatori, quindi disponibili a valorizzare il prodotto, ma non solo. Quando parlo di consumatore chiamo anche dello sciatore con la tessera FISI, voglio dire, altrimenti mi resta solo la pista. Quindi il consumatore un po' a 360 gradi. È un'utilità privata e io devo valorizzare e garantire un valore aggiunto al prodotto. Poi c'è l'informazione al cittadino contribuente. Io
impongo ai miei studenti di non parlare mai di contributi, di sussidi, così, perché ormai la traduzione dall'inglese payments, willingness to pay, si parla sempre di pagare, ma la traduzione in italiano è pagamento. Allora sono i pagamenti agroambientali, è un'utilità pubblica. Caro allevatore, se tu mi crei utilità pubblica ti pago, se non mi crei utilità pubblica non solo non ti pago, ti faccio pagare il disservizio. Mi metti le frisone in un allevamento intensivo a Sutrio e non solo non ti pago come faccio adesso purtroppo, ma ti faccio pagare il disservizio. E con questo chiudo e lascio purtroppo con 10 minuti di ritardo la parola a chi mi vuole fare qualche domanda. Grazie. Eccoci qua, grazie mille professore per questo suo intervento sicuramente molto interessante. Infatti abbiamo già raccolto diverse domande che però sottoporrò alla sua attenzione alla fine della serata, dell'incontro. Io la ringrazio nuovamente, adesso andiamo avanti, mancano alcuni minuti e in questi minuti vedremo il documentario dal titolo Giovani agricoltori in montagna. Questo documentario è stato realizzato da Ivo Pecile e Marco Virgilio nell'ambito del progetto Interreg Italia-Austria Passo Pass, da Passo Montecroce Carnico a Passo Pramollo. I partner di questo progetto sono stati l'Università di Udine con il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, le sezioni CAI di Moggio Udinese, Pontebba e Ravascletto e 2 sezioni OAV della Carinzia. Questo breve documentario dura infatti circa 5 minuti, illustra quello che è il lavoro di 2 giovani agricoltori di montagna e le difficoltà che spesso incontrano nel loro lavoro. Racconta anche di come la diversificazione aziendale in altre attività non agricole, ad esempio quelle turistiche, didattiche e sociali, rappresenti un'opportunità per fare impresa anche in montagna. Questo richiede oggi, come in passato, la possibilità di lavorare in squadra per gestire assieme le diverse attività che consentono ad un'impresa di essere sostenibile, a un territorio di essere vitale e a un paesaggio di essere attrattivo. Io vivo qui in Vallaupa, comune di Moggio Udinese, vicino alla frazione d'Ordolla, il paese originario della famiglia di mia moglie, dal 2005, in un contesto che sia per condizioni naturali, ma anche per problemi socio-culturali, economici, in particolare le strutture fondiarie, vivere di produzione agricola nel senso più stretto è praticamente impossibile. Venendo dalla montagna austriaca, per me era ovvio che qui, per poter mantenere o mettere in piedi un'azienda, è necessario diversificare, come si dice, in attività non agricole, come per esempio il turismo, e quello stiamo cercando di fare e facciamo da ormai 15 anni. Per diversificare l'attività agricola in attività non agricole, come possono essere non solo il turismo ma anche didattica o attività sociali, bisogna essere in squadra. Una volta c'erano le famiglie contadine dove tante persone aiutavano a vicenda. Queste famiglie ormai non ci sono più, per quello noi abbiamo cominciato a far squadra con delle persone non parenti. Ci aiutano spesso nella nostra azienda dei volontari che vengono da tutto il mondo e da qualche anno io ho intrapreso una seconda attività agricola in società con dei ragazzi di Moggio Udinese con i quali ho iniziato a gestire una seconda attività agricola con connessa attività agrituristica con la gestione della Maiga Glaciat al confine di Moggio con Pontebba. Trovare i compagni di avventura giusti forse è il compito più difficile, ma una volta trovati
è anche la cosa più soddisfacente e motivante per continuare a lavorare per salvare un territorio che altrimenti andrebbe perso per sempre. Io ho iniziato questa attività nel 2003, ci troviamo a Ravinis di Paularo. Il lavoro in queste zone si svolge ancora in maniera molto manuale, perché comunque intervenire su terreni ripidi e scoscesi con macchine di grossa cilindrata, di grossa taratura, non si può fare. Quindi noi agiamo sui terreni in maniera naturale, con dei macchinari piccoli, di piccolo peso, quindi evitiamo il calpestio. E si usa anche tanto il pascolo del bestiame qui, quindi il prodotto che noi andiamo a proporre sui mercati alla gente comunque è un prodotto salutare, sano, che non ha additivi, non ha conservanti, non ha alcun tipo di fermento, è un prodotto biologico al 100%, specialmente nel periodo in cui la bestia mangia l'erba verde, quindi trasferisce nel prodotto caroteni, comunque sostanze molto positive per la salute. Abbiamo un prodotto sano, naturale, buono, e che comunque differisce dal prodotto commerciale che abbiamo tutti sugli scaffali. Ho iniziato perché, come tanti di noi, credevamo che con questo tipo di attività si potesse dare un punto di svolta, un aiuto alla nostra terra. Lo abbiamo fatto per quasi 18 anni, lo continuiamo a farlo, però ci troviamo veramente in grosse difficoltà. Anzitutto dal punto di vista politico non c'è un aiuto tangibile. E poi anche in un momento come stiamo vivendo col Covid-19, il crollo completo delle vendite, il crollo completo comunque della gente che viene a trovarti, e insomma ci troviamo veramente in grandi difficoltà economiche, finanziarie, logistiche, una realtà che non è semplice da gestire. Dunque, grazie ai registi, grazie all'università e ai partner di progetto per aver concesso la proiezione di questo breve docufilm. Io passerei subito alle domande per il professor Bovolenta. Prima domanda da Francesco Chiabai, che ci scrive: cosa ne pensa dell'intensivizzazione della produzione di foraggi in zona montana? Quali possibilità ci sono e quando questo è sostenibile sotto i vari aspetti? Buona domanda. Allora, nel progetto Top Value che vi ho citato prima e che ci ha consentito un po' di lavorare sulla biodiversità, sulla sostenibilità e sul benessere animale, a supporto di un'informazione di prodotto, abbiamo fatto molte valutazioni su prati e pascoli. Ora è chiaro che quello che io chiedo all'allevatore per raggiungere un miglior livello di di sostenibilità ambientale, chiedo autosufficienza foraggera. Prima, insomma, fra le varie cose abbiamo parlato di foraggi, di necessità di avere un'attenzione per la componente foraggera della razione. Bene, l'autosufficienza si ottiene ovviamente migliorando la produzione. C'è un rapporto inverso tra biodiversità ed autosufficienza, quindi se io aumento la produzione aumento l'autosufficienza ma diminuisco il livello di biodiversità dei miei prati. Quindi questo è abbastanza chiaro e il professor Pasut in un convegno che abbiamo fatto dove ha esposto bene i dati raccolti ha fatto questa considerazione e un allevatore giustamente mi ha detto: mi scusi, ma io devo essere biodiverso e quindi vendere il servizio ecosistemico biodiversità alla società che me lo richiede, oppure devo essere autosufficiente per cui riesco ad acquistare meno prodotti extraaziendali e quindi ad essere anche da un punto di vista ambientale più...
Ovviamente non c'è la risposta, no? Mi dispiace dirlo, ma bisogna trovare un equilibrio. L'equilibrio va trovato, bisogna trovare un compromesso tra la necessità di avere un foraggio qualitativamente adeguato ai miei carichi e un livello di biodiversità che sia in qualche modo coerente con le richieste di chi se ne occupa a livello ambientale, ma anche mantenere una biodiversità per mantenere anche una qualità dei miei foraggi che non sia solo nutrizionale ma anche organolettica. Quindi la risposta non è facile. Quindi trovare un rapporto tra carichi animali, produzione e biodiversità. Bisogna mettere una linea, è un po' quello che faccio io, che mi occupo di vacche al pascolo, che ho il direttore del parco che mi dice guarda che a me del tuo animale non me ne frega niente, ma io devo falciare l'erba perché la dinamica di vegetazione ce l'ho buona, solo se questo mi mangia l'80% dell'erba che c'è lì. Io devo mandare la mia mandria, ma per fare in modo che la mandria mangi l'80% del pascolo, devo in qualche modo, insomma, il singolo animale lo devo tenere un po' a fame. Cioè l'intera mandria consuma tutto, ma il singolo animale ha bisogno dell'integrazione. E chi mi chiede, lo stesso che mi chiede un indice di utilizzazione del pascolo molto elevato, è lo stesso che mi dice non è giusto che tu porti gli alimenti da fuori dentro un parco, no? Ma se io voglio che gli animali mangino tutta l'erba, li devo prendere per fame e quando mi tornano in stalla li devo integrare. È un po' il paradosso un po' della... Quindi devo mettere una linea tra quello che mangia il singolo animale e l'obiettivo di ottenere un indice di utilizzazione del pascolo adeguato e compatibile con quelle che sono le richieste del caro direttore del parco. Quindi capite che non è facile, bisogna trovare l'equilibrio. Se non posso però permettermi di guardare solo la componente zootecnica, insomma, perché è chiaro che è così. Prego, non so se ho risposto. Sì, presumo di sì, grazie. Seconda domanda da parte di Cristina Gervasi. Un problema grande nei progetti e desideri di zootecnica in montagna sono i costi, gli investimenti iniziali e costanti poi per avviare l'attività, acquisire i pascoli e dotarsi di tutte le tecnologie necessarie. Non ci sono reali incentivi e finanziamenti al momento. Secondo lei, con i nuovi fondi europei ci saranno più opportunità? Dire che non ci sono supporti per i giovani imprenditori o per il metodo biologico, piuttosto sarebbe ingeneroso, perché la Regione ha attivato misure e azioni a supporto di giovani e non giovani che vogliono investire in agricoltura. Adesso c'è da fare un passo indietro. Purtroppo, come avete capito, io lavoro prevalentemente in Trentino. Lì hanno perso una sola generazione. Cioè io ho molti ragazzi che vengono, faccio dei corsi così, che dicono mi riprendo l'azienda del nonno. Il padre è avvocato, commercialista, medico, però almeno il nonno gli ha garantito l'azienda. Qui purtroppo in Friuli, vuoi per il terremoto, vuoi per questo, abbiamo perso 2 generazioni, per cui ahimè il bisnonno mediamente se n'è andato, il nonno non ha lasciato niente, quindi il giovane veramente parte da zero e questo lo capisco. Ci sono degli esempi virtuosi, non so, penso alla dottoressa Berra che a Teipana ha fatto un allevamento di capre che faccio sempre visitare ai miei studenti. Insomma, lei dice all'inizio, è vero che un po' di soldi li ha messi anche la mia famiglia, però è vero che l'ente pubblico mi ha molto supportato, sia nell'investimento iniziale, sia poi nel sostegno successivo. Chiaramente il problema è mettersi nelle condizioni, specialmente nel medio termine, perché io sono uno di quelli che continuo a dire in Regione che non devono dare i contributi a ettaro, a uva, a corno, a zampa, ok? Io pago un servizio, misuro il servizio
e cerco di, come dire, pagare adeguatamente un livello di un servizio, no? Perché altrimenti, quindi se devo dire che ci saranno i finanziamenti, sì, perché la società si rende conto che fra un agricoltore, allevatore che presidia un territorio e la protezione civile conviene sempre la gestione agro-ecologica. Poi nel medio termine io spero che l'ente pubblico la smetta di finanziare tutti, ok? E comincia a finanziare gli imprenditori agroambientali come quelli che hanno parlato prima, che hanno capito che le attività hanno risvolti turistici, che la multiattività può aiutare, che la narrazione, perché si sono spesi e so che fatica fanno, come la faccio io d'altro canto, no? a fare video ed andare in internet, voglio dire, però hanno capito, diversamente dalle generazioni precedenti, che raccontarsi e raccontare i propri comportamenti, torno a dire, virtuosi nei confronti dell'ambiente, del paesaggio, del clima, del benessere animale, è importante e paga. Eccomi, passiamo quindi alla terza e per il momento ultima domanda di Luca Presutti, che scrive: che ne pensa del problema del ritorno del lupo per salvaguardare la zootecnia di montagna? Ecco, anche questa è una bella domanda. Consideri che lo scorso anno io e il professor Filacorda abbiamo convinto, insomma, un dottorando che avevamo qui in dipartimento a fare tutta la sua tesi proprio sul problema grandi carnivori e attività antropiche, in particolare zootecniche estensive. Beh, vorrei dire una cosa. Anche la capacità faunistica dei territori è un servizio ecosistemico, per cui ai noi anche pastori, allevatori esasperati, ma adesso proviamo a dire perché sono esasperati dalla presenza dell'orso e del lupo, devono tener conto che per quella cosa possono diciamo far valere, quindi ci sono i pagamenti agroambientali, che evidentemente la rinaturalizzazione porta anche ad un riaffaccio dei grandi carnivori, oltre a tutta l'altra fauna, con la quale devono, cioè non tutti hanno a che fare solo con orsi e lupi, insomma, devo dire, in Piancansiglio hanno i cervi e consumano più erba delle vacche, no? Ecco, allora, che cosa vorrei dire io? Anche qui la risposta è simile a quella del prato concimato, iperproduttivo, piuttosto che biodiverso e naturale. La capacità faunistica è un servizio. Vorrei dire chiaramente, sempre per uscire dal politicamente corretto, che l'approccio conservativo è stato un disastro, ok? Per cui chi si occupa di animali, di ambiente, pensa che il nemico sia chi si occupa di agricoltura e di animali allevati, e ci siamo creati questo solco profondissimo in mezzo. Ecco, io direi che l'approccio conservativo, anche diciamo i miei amici, colleghi che hanno un approccio conservativo con i pastori, che dicono che quindi tutto il male deriva dal lupo, mi sembra un approccio ormai sorpassato e forse non intelligente. Quindi cosa direi? Non conservazione ma gestione. Lo hanno capito anche nei parchi. Voglio dire, io non posso vedere orde di cinghiali che mi distruggono il pascolo e poi devo andare con la mano a girare la zolla. Cioè, è evidente, oppure, non so, vedere più di 100 orsi in Val Rendena quando a malapena ce ne potrebbero stare 30-40. Qualcosa dobbiamo fare. Cioè, è evidente che se, diciamo, abbiamo, perché noi in Italia siamo famosi, no? Per questi approcci sì, no, bianco, nero,
tifoso del Milan o dell'Inter, no? Io penso che questo dissidio, che questo contrasto fra chi vuole conservare la fauna e chi vuole invece conservare le proprie posizioni anche in agricoltura e in zootecnia, no? Perché insomma in montagna non siamo proprietari dei territori che gestiamo, evidentemente, sbagliano tutti e due. Quindi anche qui, e spero che l'amico Marcello, il dottorando che sta lavorando su questi temi, in questi 3 anni possa un po' sviluppare l'argomento, e non è solo lui che lo fa evidentemente, ma abbiamo insomma molti che hanno quest'idea, che anche lui, che è biologo, diciamo così, che si è avvicinato a questo tipo di approccio, possa in qualche modo dar conto di questa necessità. Equilibrio, gestione e non conservazione. Grazie mille professore, grazie. Pare che non ci siano ulteriori domande, quindi a questo punto io concluderei questo incontro. Quindi ringrazio il presidente Giovanni Anziutti e ringrazio ovviamente di nuovo il professor Bovolenta per il suo intervento e per aver risposto alle domande. Ringrazio quindi anche tutti coloro che ci hanno seguito questa sera, che visualizzeranno il video in seguito. A questo punto possiamo dire concluso questo terzo incontro. Vi comunico che la diretta resterà disponibile sulla pagina Facebook di Leggi Montagna Corto Montagna e verrà caricata nella sezione Montagna Viva di Play Uniud, il canale YouTube dell'Università di Udine. Vi do appuntamento a martedì prossimo per il 4º ed ultimo incontro, sempre alle 20:30. Parleremo di sviluppo territoriale assieme alla professoressa Ivana Bassi e di escursioni invernali nuovamente con Mario Di Gallo. Dal centro didattico diffuso regionale presso la comunità di montagna della Carnia vi mando un saluto da parte mia e da tutto lo staff di Leggi Montagna Corto Montagna. Buona serata a tutti e grazie.